Nei primi 1000 giorni di vita, dal concepimento ai 2 anni di età, come genitore puoi fare molto per la salute presente e futura del tuo bambino. È nei primi 1000 giorni di vita che avviene la costruzione degli organi, incluso il cervello, che possono risentire di un ampio spettro di fattori positivi e negativi che sono in larga parte controllabili. Proteggere la salute del bambino di oggi significa investire sulla salute fisica e mentale dell'adulto di domani. Ad esempio, difetti del metabolismo e l'obesità nell'adulto sono fortemente condizionati da un'errata alimentazione in gravidanza, dal mancato allattamento o dall'esposizione a sostanze tossiche o inquinanti ambientali. Lo sviluppo delle competenze cognitive e socio-relazionali del bambino è influenzato dalla qualità della relazione con i genitori e con l'ambiente che lo circonda. È quindi molto importante garantire a tutti i bambini, fin dalla nascita, le condizioni più favorevoli di vita, che sono un primo passo di riconosciuta efficacia per ridurre le disuguaglianze in salute. Ricorda inoltre che i primi 1000 giorni possono essere un'importante opportunità di salute per l'intera famiglia, in cui iniziare ad adottare o rinsaldare comportamenti salutari come l'astensione dal fumo e dall'alcol, la corretta alimentazione ed essere fisicamente attivi.